Presidente Conte, oggi via libera dell'Aula della Camera la delega al Governo che di fatto affossa la legge sul salario minimo, che per voi invece è una misura fondamentale. Giorgia Meloni, questo Governo, queste forze di maggioranza hanno gettato la maschera dopo tanti rinvii e balletti, hanno detto no al salario minimo legale. Attenzione, non dicono no al Movimento 5 Stelle, dicono no a 4 milioni di cittadini italiani sottopagati 2, 3, 4, 5 euro lordi l'ora. Non lo faranno in mio nome, nel nome del Movimento 5 Stelle. È un governo codardo, perché non ha la capacità, la forza e il coraggio di prelevare 2 miliardi extra profitti alle banche per il carovita caro mutui e invece preleva 2 miliardi di nuove tasse dalle tasche dei cittadini italiani. Lei è stato al governo con la Lega, con il Partito Democratico, e i 5 Stelle erano nella maggioranza del governo Draghi. Perché solo ora la battaglia sul salario minimo? Non dovrebbe dirlo a me, perché il Movimento 5 Stelle è dal 2013 che conduce questa battaglia, noi abbiamo avuto i numeri. Soltanto di recente si sono aggiunte forze politiche e forze anche sindacali e adesso c'è una maturità politica maggiore anche nel Paese, una maturità politica che questo governo ancora non dimostra. Il tema del salario minimo ha unito le opposizioni, ci sono altri temi di convergenza? Assolutamente sì, la sanità è disastrata, non possiamo permettere che le risorse già poche della sanità pubblica vengano drenate a favore delle cliniche private e non possiamo permettere a questo governo, deve assolutamente ravvedersi, perché è inaccettabile il taglio delle pensioni.